Rifondazione Comunista è scesa oggi in piazza a Venezia per chiedere una redistribuzione della ricchezza e più tutele per i lavoratori. Vediamo. Servono soldi e reddito a chi non ha nulla. Un reddito universale che garantisca tutti i bisogni essenziali, la riduzione degli affitti per le piccole attività, il blocco degli sfratti, il potenziamento di sanità e istruzione messe sempre più alla prova. È la ricetta di Rifondazione Comunista per fare uscire il paese dalla crisi, da finanziare con una riforma della tassazione e la lotta all'evasione fiscale. Noi chiediamo una tassazione progressiva perché chi ha di più deve pagare di più, come dice la nostra Costituzione. Chiediamo una redistribuzione del reddito in base a questa nuova tassazione e chiediamo che i soldi vengano dati ai lavoratori e non alle imprese. Tra le richieste più urgenti, misure di tutela dei lavoratori più deboli come i precari, gli stagionali e gli stranieri esclusi dalla sanatoria. Noi vogliamo, quando è uscita sanatoria, farla tutto sanatoria, non solo agricoltura, Adante. Siamo senza reddito, allo Stato beneficiamo solo della NASPI che tra non molto terminerà. Bisogna che diamo una svolta e basta con le disuguaglianze e garantire una vita dignitosa a tutti.